Sindaco, facciamo il punto della situazione per l'erogazione verso gli agrumeti. Ecco, giorni fa avete fatto una manifestazione di protesta, la cabina di regia era contro. Ecco, questa mattina la notizia che invece a quanto pare sarebbe disponibile 800.000 metri cubi d'acqua, se non erro. Sì, è stata messa l'ordinanza da parte del commissario per l'emergenza idrica in agricoltura, il dottor Dario Cartabellotta, che assegna al comprensorio servito dal consorzio di bonifica Agrigento 3 800.000 metri cubi d'acqua per uso irriguo, che è una risposta, diciamo, parziale alle richieste che sono pervenute da noi sindaci settimana scorsa alla cabina di regia a Palermo, che aveva deciso di non assegnare nessun'acqua per uso irriguo. Il mondo agricolo, chiaramente, i comitati degli agricoltori si sono fatti sentire, si è fatta una manifestazione insieme ai sindaci e si è ottenuta questa risposta parziale, perché a fronte di 1,5 milioni di metri cubi d'acqua che era stato richiesto per poter garantire un'irrigazione al 60-70% delle necessità degli agrumeti e degli impianti, e sono stati concessi 800.000 metri cubi. Servono per dare una boccata d'ossigeno a tutti gli agrumeti, parliamo di 7.000 ettari di agrumeto dell'arancia DOP di Ribera, di un'eccellenza che rischia di disseccarsi, e quindi la catastrofe economica di un intero comprensorio, di un intero territorio. Voglio ricordare che il volume d'affari della produzione della nostra arancia DOP tra diretto e indotto si aggira intorno ai 700-800 mila euro annui. Il frutto è ormai compromesso, pertanto diciamo che alla fine la cabina di regia si è resa conto che questa possibilità effettivamente c'era e pertanto al grido di allarme degli agricoltori, del consorzio, di noi sindaci del territorio, si sono mostrati alla fine sensibili, e quindi è venuta fuori questa decisione ieri con l'ordinanza del commissario Cartabellotta. Noi speriamo che anche queste poche piogge che sono arrivate nell'entroterra e che quindi sicuramente fanno ben sperare, perché si possono arricchire volumi d'acqua nella diga Raia di Prizzi e qualcosina anche nell'invaso del castello di Bivona, possano permettere anche in futuro, in corso di irrigazione, di implementare ulteriori volumi d'acqua per la nostra arancia DOP, per le pesche di Bivona, cioè per i nostri prodotti di eccellenza, che rischiano veramente di essere compromessi da questa annata di siccità severa senza precedenti, che porterebbe in ginocchio l'intero comparto agricolo del territorio. Per la distribuzione idrica invece nel territorio urbano, in città, com'è la situazione? E anche lì, dal punto di vista degli usi civici e potabili, ci sono difficoltà, perché abbiamo turni ormai di una settimana. Si fa fatica, ci sono quartieri che vengono serviti ma che non hanno la pressione, e quindi si verifica il fatto che in alcune vie l'acqua arriva anche se è poca, mentre in altre vie dello stesso quartiere non riesce ad arrivare, proprio perché la situazione è drammatica. Ribera è passata da una fornitura di 46 litri, 50 litri secondo di 3 mesi fa ad appena 16-18 litri secondo. L'assorbimento in questo periodo estivo è di 180 litri secondo, quindi entrano 16, 18, 20 litri d'acqua al secondo ne escono 180 litri, quindi è stata fatta un'ordinanza per richiamare un po' la popolazione a fare un po' di risparmio, avere oculatezza nell'uso dell'acqua, ma anche sotto questo profilo la situazione è drammatica. Speriamo possa migliorare con l'attivazione dei pozzi di grattavoli di Sciacca, che potranno garantire magari qualche litro secondo in più anche alla nostra città. Sindaco, un'ultima domanda. Ecco, c'era stato, mi pare, un finanziamento per recuperare, se non ricordo male, anche qualcosa dal fiume Verdura? C'è stato un finanziamento di 500.000 euro da parte dell'autorità di bacino per lo sfangamento della traversa Favara di Burgio. Questo permetterebbe di togliere tutta la terra, l'insabbiamento che c'è davanti alla traversa, aumentando la capacità
di invasamento di quella stessa traversa che potrebbe convogliare almeno 500.000 metri cubi d'acqua, che potrebbero sicuramente essere utili per l'uso agricolo almeno in quella zona, cioè nella vallata del Verdura, dell'Alto Sosio e del Basso Verdura. Saranno appaltati, mi diceva l'ingegnere Santoro, i primi di settembre i lavori. L'emergenza è attuale, è immediata. Certamente questo nei prossimi mesi potrebbe garantire ulteriori volumi d'acqua per il territorio di quella contrada, cioè della zona dell'Alto Sosio e del Basso Verdura.